Buongiorno, buongiorno signore e signori, benvenute e benvenuti. Buongiorno. Coro. Fantastico. Allora, benvenute al workshop intitolato Il gioco delle aspettative e gli stereotipi imperanti, ancora e sempre dalla parte delle bambine, e questa è una citazione che poi vi chiariremo. Questo workshop è inserito nel ricchissimo calendario agenda eventi del progetto Io Rispetto, che compie 10 anni quest'anno. Buon compleanno. Grazie. Io Rispetto e vai. È l'applauso più che meritato vista la quantità di iniziative e di risultati ottenuti da questo progetto. Però lascerò alla sua madrina, alla mamma di Io Rispetto, il microfono poi dopo, mentre ora con grande piacere vi presento, lo vedete alle mie spalle, il professor Pitassio, Francesco Pitassio, che è delegato del rettore per la sede di Gorizia e direttore del CEGO. Lo ringraziamo perché oggi è una giornata un po' complicata, un momento un po' complicato, però ha tenuto moltissimo veramente a essere qui con noi per pochi minuti che gli sono concessi e portare il saluto a studentesse e studenti. Grazie molte Francesco, sei la nostra quota azzurra di oggi, non potevamo farne a meno. A te il microfono, prego. Non posso che augurarvi buon lavoro, e mi dispiace, appunto, dovendo essere il direttore del centro polifunzionale di Gorizia, bisogna essere polifunzionali, non sempre ci si riesce. E volevo ringraziare il comune di Gradisca di Sonzo, l'assessore Colombi e davvero la commissione Sapotiglia per le molte iniziative che costantemente intraprende su base territoriale e non solo. Grazie davvero, buon lavoro, scusatemi per l'inconveniente e per l'assenza dovuta appunto a ragioni di salute. E buon workshop e speriamo di rivederci in persona l'anno prossimo. Certamente. Grazie molte, ciao, buona giornata, buon lavoro. Andiamo a iniziare. Io passo il microfono e la parola a Francesca Moran per cominciare, presidente di SOS Rosa, che conosce molto bene quest'aula, tant'è che ogni tanto per scherzo le dico che le daremo una residenza onoraria qua in Aula Magna, perché viene molto frequentemente, interviene appunto a molte delle nostre iniziative. Francesca è con SOS Rosa partner del progetto di Io Rispetto da sempre. E SOS Rosa, come sapete, è una realtà territoriale fondamentale di rilevanza e di importanza vitale per tutte e tutti, voglio dire. Francesca, anche se ci siamo lasciati ieri sera tardi con molti di questi studenti, gli diamo il buongiorno anche stamattina. Certo, sì, buongiorno ragazzi, sono proprio contenta di essere in questo luogo così con il futuro davanti. E intanto mi corre l'obbligo, ma anche proprio il piacere personale, di ringraziare moltissimo la nostra Renata Codiglia, perché senza di lei tutte queste iniziative su Gorizia non ci sarebbero. E in modo particolare il convegno che abbiamo fatto ieri sera, ci sono state un po' di paperette mie, ma ero un po' sullo sfinito. Ecco, non l'ho ringraziata per averlo costruito insieme a noi quel convegno, quindi è stato un momento davvero molto bello, formativo, intenso, quello vissuto ieri sera. Sono sicura che anche questo lo sarà altrettanto. Ricordate solo che un centro antiviolenza come SOS Rosa, ne troverete anche altri in regione, comunque sono nati per aiutare voi, tutti quelli che hanno bisogno. Noi siamo lì disponibili, c'è il nostro sito, i numeri di telefono, i riferimenti eccetera,
Se avete bisogno passate anche solo per una chiacchierata, ecco, non fatevi problemi e non fatevi nessun tipo di remora, ecco. Anche stamattina sta il Palazzo Alvarez per chi, ecco, che era la nostra vecchia sì. sede, quindi è qua vicino. Ecco, anche stamattina mi ha chiamato una mia vecchia compagna di scuola e mi dice ha problemi, mia figlia ha problemi con una bimba di 8 mesi, lui gli fa stalker dalla Germania addirittura, no? Fa cosa posso fare? Denunciare, diremo al questore un ennesimo ammonimento, no? Forse serve, ecco, per dire, no? Non siamo mai tranquilli, c'è sempre da tenere le antenne alzate. D'altra parte, ecco, è positivo seguire questi eventi, questi interventi, perché vi danno molti strumenti e quindi spero ne facciate buon uso e comunque buona vita a tutti, grazie. Grazie molte Francesca Guaran, e passo il microfono a un'altra Francesca che ci presenta il workshop di oggi, che in qualche modo chiude il cartellone 2023, bellissimo, il 2023 di Io Rispetto. Prego Francesca, ci presenti tu però Io Rispetto, ben certo. bene, grazie. Grazie a tutti, grazie per la vostra presenza, è sempre un'emozione essere qua. Ringrazio anche il professor Francesco Pitassio e lo correggo come mia indole, assessora con la A si può dire e non è peccato, siamo nel 2023, quindi mi raccomando, io spero che ognuno di voi, ragazze, studentesse, che decida di impegnarsi nella vita sia con un ruolo di amministrazione, sia con un ruolo politico, sia con un ruolo semplicemente professionale, impariate a declinare le professioni al femminile, perché questo, partendo dalle parole, dà dignità a ognuna di noi. Io ho la fortuna di essere qua a rappresentare un'amministrazione, quindi vi porto i saluti dell'amministrazione del comune di Gradisca di Sonzo e della sindaca Linda Tomasinsic, perché niente di questi 10 anni sarebbe potuto accadere se sì, certamente da una parte ci fosse stata la rete e le idee mie o del mio gruppo, ma soprattutto se non ci fosse stata la volontà di un'amministrazione di destinare impegno e fondi a un percorso educativo per il rispetto di genere e rispetto in genere a 365 gradi. Farò una rapida carrellata, non abbiatene, non prendete paura delle slide, ma per chi non ha già sentito l'introduzione al corso di studi della professoressa Codiglia, ricordo appunto, come è già stato detto, che Io Rispetto aggiunge la 10ª edizione e in questi 10 anni abbiamo avuto oltre 40 partner e siamo stati anche riconosciuti come miglior pratica di territorio in Senato della Repubblica, è stata una grandissima emozione. Ci ha contraddistinto uno slogan che oggi è quanto mai vivo e forse anche fa anche male leggerlo appena oggi sui media nazionali: di genere si muore se in genere non si educa. Ecco, noi lo diciamo già da 7 anni. È impossibile oggi non essere qui e impegnarci per l'eliminazione della violenza sulle donne. Guardate di nuovo l'importanza delle parole. 25 novembre non è la giornata contro la violenza, ma è la giornata per l'eliminazione della violenza. E il concetto è molto profondo e molto diverso. Oggi siamo qui certamente pensando anche a Giulia, ma siamo qui pensando alle parole di sua sorella e siamo qui pensando a tutto ciò che quello che ha portato con sé questa immane tragedia ha smosso nelle coscienze di tantissime persone. Si parla di 500.000 partecipanti alle manifestazioni nazionali, 500.000 è un numero che fa spavento. Perché così tanti? Perché solo ora? Perché credo che sia importante ricordare e percepire il fatto, perché oggi 500.000 persone, 500.000 ragazzi come voi hanno gli strumenti per capire cosa è sbagliato, hanno gli strumenti per capire cosa non è più accettabile, perché la tragedia di Giulia è stata annunciata e vissuta, mentre tutti gli altri femminicidi purtroppo ci vengono comunicati quando già accaduti. Purtroppo io ho anche il dovere di ricordare oggi che nella giornata di ieri altre due donne si sono aggiunte alla lista orribile, sono Mina Kumari e Vincenza Angrisano, altri 2 femminicidi avvenuti giusto ieri. Prima di tutto questo, prima di questa onda emotiva, noi nel 2017 a Gradisca di Sonzo siamo stati travolti da qualcosa di terribile, dal femminicidio di questa ragazza. Io dico ragazza, una giovane donna, una mamma.
e dal suo femminicidio abbiamo appreso nel concreto ciò che sentiamo dire 1000 volte, i problemi della comunicazione e quanto male fa una comunicazione sbagliata. Le solite parole, no? Un raptus, era geloso, non ricordo. In quella occasione abbiamo dovuto gestire tutto il peso di questa mala informazione e deformazione su una comunità che andava dai bambini del figlio di Migena, travolto anche lui da una violenza assistita e tolto dai suoi compagni di classe, allora una classe di una scuola primaria. Abbiamo avuto la fortuna come amministrazione di riconoscere le buone capacità e le forze e la disponibilità dei servizi di territorio, nonostante le poche risorse e grazie alla forza di tutti gli operatori anche del servizio sanitario e del servizio delle forze dell'ordine. E da allora siamo cambiati. Siamo qua oggi perché ancora oggi sono passati 7 anni dalla tragedia di Migena, ma sono passati 50 anni da quando fu scritto un saggio di cui poi parleremo ancora dalla parte delle bambine. E siamo qui oggi perché siamo cambiati, abbiamo imparato che bisogna mettersi in prima persona per affrontare tutte queste cose. Io rispetto perché è diverso dagli altri slogan, perché è diverso da Stop Femminicidi, perché io rispetto e mette le nostre responsabilità personali, quelle di ognuno, per cambiare la società, per cambiare questa deriva. Abbiamo approfittato di SOS Rosa, ha già parlato la Presidente Waran, io vi ricordo i contatti, potete andare sul loro sito sosrosagorizia.it, scoprire gli sportelli di territorio. Per me una menzione particolare va ovviamente alle volontarie di SOS Rosa Gradisca, lo sportello di Gradisca. Vedo in sala Ernesto Sergiacomi, che ringrazio per la sua presenza. Abbiamo insegnato a conoscere il 1522 con un autobus che gira per Gorizia, forse l'avete visto da diversi anni, ma abbiamo insegnato appunto a stringerci come comunità, portando tante iniziative. Queste sono una carrellata di foto delle ultime iniziative di questa edizione, sale piene, ragazzi, scuole, e di queste iniziative quello che mi piace di più farvi notare è come io rispetto sia diventato un impegno e una promessa da parte dei ragazzi. Ringrazio le scuole al nostro fianco, ringrazio gli insegnanti che da sempre si occupano al nostro fianco di educazione al rispetto di genere. Prima di concludere, Renata, la professoressa Codiglia, scusate, ha detto che questo è l'ultimo evento. In realtà noi lavoriamo 365 giorni l'anno e lasciamo questa serie di eventi collegati e più adiacenti alla giornata del 25 dicembre con un impegno e una promessa, quella di portare anche quest'anno dei laboratori gratuiti per le scuole che insegnino ad approcciarsi alle parole di rispetto per i giovani e con metodologie sempre nuove, con l'utilizzo delle arti performative. Per noi è stato un partner fondamentale certamente SOS Rosa in questi anni, ma anche avere la fortuna di conoscere grandi artisti, uomini, femministi, nell'eccezione più positiva del termine. Siamo abituati spesso e malvolentieri a sentirla declinata in negativo. Uomini che si impegnano per il rispetto verso le donne. Quindi anche in questa occasione io voglio dire un grazie in particolare a Mattia Campodall'Orto, a Marafella, a Fabio Babic, a Massimo Racozzi e a quanti in questi anni ci hanno affiancato. La mia presentazione è finita e direi che, scusatemi se sono stata lunga, ma era doveroso farvi un inquadramento di quello che è stato questo percorso e di dove spero possa lasciare dei buoni semi per proseguire tutti assieme nell'educazione del rispetto gli uni per gli altri, ma soprattutto nel spingere ognuno di voi a chiedervi da ieri, da sempre, da domani, cosa potete fare per questa società in prima persona, perché questa società siamo tutti noi. Grazie. E quindi adesso inizia veramente il workshop di questa mattina. Io inviterei al tavolo Fabiana Martini, un partner d'eccezione quest'anno. Fatene tesoro perché non è da tutti, anche se la disponibilità di Fabiana è veramente immensa. Un partner d'eccezione perché Fabiana, oltre a essere qua come
una grandissima professionista, rappresenta per noi oggi anche l'articolo 21, un'associazione, una realtà veramente indispensabile per la libertà e la verità del giornalismo in Italia e non solo. Allora, Fabiana Martini la presento brevemente. Giornalista professionista dal 2000 al 2010, ha diretto il settimanale Vita Nuova, prima donna laica ad assumere la guida di un periodico religioso in Italia. Dal 2011 al 2016 vice sindaca del comune di Trieste. Oltre a scrivere, si occupa di formazione, in particolare per giornalisti e studenti, sui temi delle immigrazioni, delle pari opportunità e delle hate speech, e di comunicazione sui temi dell'infanzia e della salute mentale. È portavoce per il Friuli Venezia Giulia dell'associazione Articolo 21 Liberi di Il dovere di informare, il diritto ad essere informati, ed è segretaria del premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta, che si è concluso da poco con un grandissimo successo e un palinsesto eccezionale, per il quale chiederei anche oggi un applauso. Grazie. Nel 2022 ha pubblicato il libro Il governo delle donne, viaggio tra amministratrici locali italiane, editrice Vita Attiva Nuova, che poi è qua con noi anche lei oggi. Buon intervento Fabiana, ti lascio la parola. Grazie Assessora Colombi, grazie alla professoressa Codiglia che così ci ospita, e grazie soprattutto a tutte le persone presenti che insomma hanno scelto di essere qui questa mattina per questo workshop che appunto ha voluto mettere al centro un testo fondamentale per quanto ci riguarda, ma spero che insomma possa diventarlo anche per voi. E ne parleremo insomma in tre, e poi speriamo che ci sia anche la possibilità di un confronto con chi di voi vorrà intervenire. Allora, io ho intitolato così anche d'intesa con le altre relatrici questo mio breve intervento, appunto speriamo che non sia femmina in maniera provocatoria, speriamo che sia femmina è il titolo di un film che probabilmente molti di voi non possono ricordare perché troppo giovani, altre meno giovani ricordano, e perché allora il libro di cui parliamo è questo, Dalla parte delle bambine. Infatti avevate visto che anche nel titolo generale era appunto ancora e sempre dalla parte delle bambine. Allora qui trovate due copertine, quella diciamo originale, che poi è quella che ho io e che ho letto insomma a suo tempo, e quella invece che è stata, insomma, che spero magari molti di voi potranno e vorranno acquistare se non l'avete già nelle insomma librerie delle vostre case dopo questa mattinata, che è stata appunto rieditata in occasione del 50° anniversario, perché appunto questo libro è un libro che è uscito nel 1973, quindi 50 anni fa. Elena Giannini Belotti è una donna veramente da ricordare, è mancata poco meno di un anno fa, il 24 dicembre del 2022, alla insomma veneranda età di 93 anni, quindi insomma è stata con noi a lungo, ed è stata con noi, ci ha lasciato un'eredità preziosa. Elena Giannini Belotti è stata insegnante, scrittrice, pedagogista. Lei per 20 anni, dal 1960 al 1980, ha diretto il Centro Nascita Montessori di Roma, e lì veramente ha fatto un'esperienza sul campo, quindi non è semplicemente una teorica, senza aver nulla contro i teorici, che sono insomma fondamentali, e tanto più lo diciamo in un contesto come questo, come quello universitario, ma tutto quello che lei poi ha scritto è anche quello che troviamo diciamo in questo testo fondamentale, un testo che è stato, pensate che è un testo che ha venduto oltre 600.000 copie, ha avuto 57 edizioni, è stato tradotto in 15 lingue, quindi questo vi dà un po' l'idea del peso di questo testo. E quello che lei appunto ha scritto, in particolare anche insomma che voi trovate, è tutto frutto di una sua osservazione sul campo, di uno stare veramente con i bambini e le bambine. E allora Elena Giannini Belotti è questa signora, e che cos'è, diciamo, perché parliamo di questo testo a 50 anni dalla sua uscita?
per rendere omaggio all'autrice. Certamente è importante ricordarci di chi ci ha lasciato un'eredità preziosa, ma soprattutto non sarebbe un motivo dal mio punto di vista sufficiente per magari dedicarci un workshop, una mattinata intera, ma soprattutto perché è un libro, diciamo, estremamente, e permettetemi, uso dire anche drammaticamente attuale, nel senso che se voi lo leggerete, forse qualcuno di voi o qualcuno di voi l'ha già letto, cioè, come dire, a tratti vi chiederete: ma davvero è stato scritto 50 anni fa? Ecco, io l'ho letto quando ero, insomma, l'ho letto credo la prima volta forse una trentina d'anni fa, occhio e croce, insomma, così, 25-30 anni fa adesso, rileggendolo, insomma, in questo periodo devo dire che, insomma, è sconcertante, no? Vedere come sia attuale a 50 anni dalla sua uscita, nonostante non si possa dire che in questi 50 anni, diciamo, in questo campo non sia accaduto nulla. Abbiamo fatto tanti progressi, abbiamo riempito tante caselle, però è ancora attuale. Qual è, diciamo, la tesi che porta a questo, insomma, la tesi principale che porta a questo testo? La tesi è che, diciamo, sostanzialmente i concetti di mascolinità e femminilità non sono determinati, diciamo, dal genere, quindi non è un dato biologico, ma dall'educazione ricevuta. Infatti il sottotitolo, diciamo, di questo testo, che appunto si intitola Dalla parte delle bambine, è l'influenza dei condizionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi anni di vita. Cioè, sostanzialmente, osservando i bambini e le bambine e anche la loro interazione tra di loro, con gli adulti, in particolare con i genitori, con le mamme, eccetera, Elena Giannini Belotti ha, diciamo, dedotto che di fatto i bambine e bambini fino a 2-3 anni hanno gli stessi impulsi, e soltanto a partire appunto dai 2-3 anni, in particolare del terzo anno, che in qualche modo si forma una sorta di differenza, che però è appunto, diciamo, determinata dall'educazione ricevuta, no? Quindi è dovuta appunto non a fattori innati, ma a dei condizionamenti sociali, no? E perché probabilmente, non lo so, vi state chiedendo perché si intitola Dalla parte delle bambine, no? Avrebbe potuto intitolarlo Dalla parte delle bambine e dei bambini, visto che comunque li ha osservati entrambi. Perché questa situazione, diciamo, è tutta a sfavore del sesso femminile, nel senso che la cultura alla quale, diciamo, apparteniamo e che è tuttora molto presente, diciamo, si serve appunto di tutti i mezzi, diciamo, a sua disposizione per ottenere dagli individui dei due sessi il comportamento, diciamo, più adeguato ai valori che le preme conservare, no? Cioè, quindi diciamo che tra questi anche il mito, tra virgolette, naturale della cosiddetta superiorità maschile contrapposta, diciamo, alla naturale inferiorità femminile, no? Quindi questa è un po', diciamo, la tesi principale che Elena Giannini Belotti, diciamo, dimostra, no? Attraverso tutta una serie di esempi. Tra l'altro, guardate, è veramente cioè avvincente leggere la sua descrizione dei comportamenti dei bambini e delle bambine. Penso ad esempio quando descrive all'inizio il comportamento di Alessia e poi il comportamento di Marco. Sono due bambini entrambi di 13 mesi ed è veramente, cioè, sembra davvero di essere lì con lei a osservare questi bambini per come, insomma, li descrive diciamo bene, no? Però lei alla fine dice, no, che non esistono qualità maschili e qualità femminili, ma solo qualità umane, no? Per cui questo è fondamentale, perché cosa succede? Che noi veniamo già sin da piccolissimi e da piccolissime educate per rispondere di fatto a un ruolo, no? Quindi è tutta la funzione, diciamo, legata ai cosiddetti stereotipi, in particolare agli stereotipi di genere. E guardate che questo c'entra moltissimo con il discorso che faceva prima l'assessora Colombi e di cui stiamo tanto dibattendo in queste settimane, cioè il tema della violenza di genere, della violenza maschile contro le donne, perché la violenza maschile contro le donne non nasce, questo insomma, cioè lo sappiamo teoricamente, no? Non nasce da un raptus, da un DNA malato, da una, come dire,
una devianza, no? Ma diciamo affonda le radici proprio nelle disuguaglianze di genere. Allora, molto velocemente, no? Probabilmente sono cose insomma risapute, però ecco, che proprio velocemente cos'è, no? Uno stereotipo, no? Un'opinione predefinita, lo leggiamo insieme per andare più veloci, relativa ad una categoria di persone, gruppi o oggetti che riproduce percezioni e giudizi schematici, modalità di percezione della realtà attraverso immagini, concetti e credenze già preesistenti nella nostra mente, cioè quindi voglio dire il fatto che, no, io abbia avuto, no, abbia partorito una femmina mi porta a pensare di doverla educare in un certo modo, di doverla instradare in un certo modo, di eventualmente reprimere alcune caratteristiche che lei ha perché risponda ai ruoli che la società ha già stabilito, no? E dice la costruzione di uno stereotipo è un fenomeno sociale, no? Soggetto a modifiche e ricostruzioni. Se andiamo a vedere più nel dettaglio cos'è uno stereotipo di genere, sia lo stereotipo maschile che quello femminile. Quindi attenzione, ecco, lo sottolineo questo, cioè questo riguarda anche gli stereotipi maschili, cioè il fatto ad esempio che gli uomini, cioè i maschi, debbano assolutamente corrispondere a quel, diciamo, quel modello, no, di forza, di aggressività, di superiorità. Non so, voi siete giovani, ma voglio dire, molti anni fa andava molto una pubblicità. E sapete che le pubblicità, insomma, in questo corso penso che lo sappiate molto bene, no? Riflettono sempre la cultura, no? Sociale, eccetera. Una famosa pubblicità che diceva per l'uomo che non deve chiedere mai, no? Ecco, questa è proprio l'idea, no? Del fatto che appunto l'uomo non può permettersi emozioni, non può piangere, no? Perché altrimenti cosa gli si dice? Non fare la femminuccia. Oppure una bimba, una ragazza che invece volesse, come dire, no, dimostrare, giocare a calcio, eccetera, non fare il maschiaccio, no? Quindi ecco, comunque insomma, allora sia lo stereotipo maschile che quello femminile sono fondati su opinioni e idee precostituite secondo cui il sesso biologico predetermina certi attributi ritenuti naturali, che appunto naturali non sono, che differenziano le donne e gli uomini. In realtà tali attributi sono appunto costruzioni culturali espressi come cliché imposti all'individuo in relazione al suo sesso biologico. Allora, quello che devo dire, io insomma lo ripeto spesso anche in questi giorni in cui insomma ci sono tanti incontri che su questo tema, no? La cosa che mi sorprende, che continua insomma a sorprendermi e che è collegata, no, alla straordinaria attualità di questo testo di cui oggi parliamo è il fatto che, come dicevo prima, molte cose sono cambiate, molti progressi abbiamo raggiunto, ma se andiamo a vedere gli stereotipi, lì veramente siamo sempre là, no? Cioè nel senso che se noi andiamo a vedere, vi faccio vedere velocissimamente, questa è una indagine psicosociale statunitense del 1975, quindi 2 anni dopo che è uscito questo testo. Vedete gli aggettivi associati alle donne, no? Allora, amorevole, attenta, attraente, capricciosa, affascinante, incantatrice, cioè, compiaciuta, delicata, dipendente, fresca, umile, emotiva, eccitabile, bassa, donna, frivola, nervosa, perseverante, piagnucolona, interessata, prudente, sognatrice, sentimentale, delicata, sofisticata, loquace, capricciosa, no? Andiamo a vedere i maschi, gli uomini. Affermativo, aggressivo, ambizioso, autocratico, avventuroso, rumoroso, rischioso, fiducioso, costante, coraggioso, disordinato, dominante, elegante, difficile, energetico, giocoso, intraprendente, grossolano, forte, indipendente, logico, maschio, crudele, razionale, realistico, rigoroso, robusto, appassionante, eccetera. Questa è del 1975. Andiamo a vedere una ricerca fatta da Irene Biemmi, che è una studiosa che si occupa molto di queste tematiche, fatta tra l'altro con i bambini e le bambine della primaria nel 2018, quindi voglio dire, cioè proprio con l'invito ad autodefinirsi, vedete che c'è scritto, forse non vedete da laggiù, però insomma fidatevi, i maschi sono agili, atletici, belli, bravi, simpatici, coraggiosi, creativi, curiosi, divertenti, fantasiosi, fighi, forti, furbi, ingegnosi, intelligenti, muscolosi, ottimisti, spiritosi, sportivi, veloci, ma anche agitati, antipatici, bugiardi, chiacchieroni, confusionari, disonesti, distratti, dispettosi, eccetera. Vado veloce perché
non abbiamo tempo. Le femmine invece sono affettuose, allegre, altruiste, amichevoli, belle, brave, buone, soprattutto buone, no? Calme, carine, delicate, dolci, educate, eleganti, fantasiose, favolose, eccetera, eccetera, no? E via così. E poi se noi andiamo a vedere, giusto perché questo poi ha una conseguenza, cioè, come dire, ci fermassimo qui, sarebbe già, diciamo, mortificante, no? Dover rispondere a quel tipo di aspettative. Però, insomma, se andiamo a vedere, tanto per fare, questa è un'indagine Istat, vabbè, del 2018, però non è che è cambiato molto, insomma, questa è l'ultima su questo tema, diciamo, che abbiamo disponibile come dati, no? Vedete? Tra l'altro la percentuale di 18enni e 74enni è abbastanza molto d'accordo con l'affermazione, attenzione, e soprattutto l'uomo che deve provvedere alle necessità economiche della famiglia. Ecco, lo ritiene, lo pensa il 27,9% del campione interpellato, di cui appunto 24,5% delle donne, 31,4% degli uomini. Poi se andiamo a vedere, diciamo, ovviamente la percentuale sale quando, diciamo, con le persone più anziane e scende con le persone più giovani, però comunque anche tra le persone più giovani c'è un 17% di maschi che ritiene che sia così e un 18% di femmine che ritiene che sia così. Andiamo poi a vedere altre cose, no? Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche, bella scusa, no? Comunque, ecco, 31,4% lo pensa. Poi vedete anche la distinzione, no? Tra maschi e femmine, cioè lo pensano più le donne che gli uomini, no? Cioè ci siamo proprio convinte che, e molto spesso accade, no? Che cioè noi stesse pensiamo che gli uomini non siano adatti o non lo facciano al meglio, certo, perché non hanno esperienza, ma l'esperienza si fa, nel senso che nessuno gliel'ha mai fatto fare, e quindi di fatto, no? Anche qui, se andiamo a vedere, no, nelle percentuali dei giovani e meno giovani, lo pensano moltissimo le persone più anziane, no? Siamo 41%, ma comunque anche tra i giovani, voglio dire, c'è una percentuale che per me è preoccupante. Poi per l'uomo più che per la donna è molto importante avere successo nel lavoro. Per l'uomo più che per la donna, 32,5%. Anche qui vedete che anche tra i giovani c'è una percentuale significativa, 28 per le donne, 24 è. Ultima è l'uomo che deve prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia. Quindi attenzione, cioè stiamo parlando di un momento in cui comunque le famiglie si fanno, cioè non è come, no, in alcune culture che viene stabilito a tavolino chi devi sposare, chi non devi sposare, che ti devi sposare, cioè insomma, no, almeno su quello in linea di massima, no, scegliere di fare una famiglia come anche adesso di fare un figlio, cioè, no, eppure qui resiste un 8,9% che ritiene che l'uomo che deve prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia, no? Siamo ancora al concetto di capofamiglia che la norma ha eliminato, ma che resiste nella cultura. Ecco, quindi voglio dire, no? Anche qui andate a vedere, c'è comunque anche tra i 18 e i 29 anni un 4,% di ragazze e un 8,7% di ragazzi, no? Poi naturalmente sale molto di più nelle persone più anziane, no? Cioè questo per dire che finché noi non scardineremo questa cultura, quest'idea che comunque la donna sia un oggetto a disposizione di cui posso fare quello che voglio se lei non risponde alle mie aspettative, e la violenza di genere è la dimostrazione di tutto questo, è la conseguenza di tutto questo, cioè della serie: tu mi vuoi lasciare? Tu, come dire, non vuoi più, cioè, continuare una strada con me? No, non è possibile, non è pensabile che tu decida cosa fare. Io di te posso fare quello che voglio, no? Sei un oggetto a mia disposizione, e del resto la donna come oggetto continua a essere rappresentata anche, prima parlavamo di pubblicità, lo ribadisco, no? Provate a pensare, questo tra l'altro è un fenomeno molto italiano, no? Nel senso che in Italia anche per pubblicizzare uno yogurt o per pubblicizzare un'automobile abbiamo la donna seminuda. Ora io non ho nulla da eccepire se per pubblicizzare una pubblicità di biancheria intima, un marchio di biancheria intima, fai vedere una donna che indossa questo capo di biancheria. Stessa cosa per gli uomini, ovviamente, no?
ma utilizzare proprio la donna per cioè sessualizzare qualsiasi cosa. E questo faccio degli esempi anche, diciamo, non particolarmente terribili, ma voi sapete che ci sono delle pubblicità oscene che continuano a girare, no? Con delle allusioni sessuali terribili e che appunto di fatto, come dire, raggiungono gli obiettivi che si prefiggono, quello di attirare l'attenzione, no? E quindi e poi di suscitare le famose, diciamo, risatine, no? Anche di quelli, insomma, delle persone al di fuori di ogni sospetto, no? Il famoso sessismo benevolo, che è una delle cose più tossiche, no? Che noi possiamo, perché almeno il sessismo cosiddetto ostile lo identifichi subito, no? Mentre il sessismo benevolo è quello che è appunto la risatina che si fa anche nel gruppo di amici e rispetto alla quale se uno poi si indigna e ti guarda male tu dici beh vabbè ma non si può più dire nulla adesso, no? Ma in realtà noi continuiamo ad alimentare questo tipo di cultura e poi così giusto per dire, insomma, per farci anche no, vedete questa vignetta di Mafalda che risale a molti anni fa. Mamma, tu che prospettive vedi per il movimento di liberazione della donna? No? Poi appunto vedete la tavola da stiro, no? E la mamma, diciamo, che sta facendo le pulizie di casa, che evidentemente fa solo lei, e poi Mafalda che dice no, niente, lascia perdere, no? Ecco, questo noi sappiamo e dobbiamo ridircelo, e lo dico soprattutto, insomma, che ancora oggi, 2023, il carico familiare continua a ricadere quasi esclusivamente sulle spalle delle donne e delle ragazze. Questo si vede già nella distribuzione, lo diceva sempre quell'indagine Istat, del carico familiare anche nei figli, nella famiglia. Cioè le ragazze sin da piccole già lavorano in casa, cioè collaborano, poi non è, cioè, sto parlando di, è così, molto più dei loro fratelli. E questo, voglio dire, è anche una responsabilità cioè, di noi donne, no? Delle madri, che spesso sono quelle poi, cioè, che organizzano, no? Il carico familiare, ma proprio per questi condizionamenti sociali a cui facevamo cenno prima, no? Allora volevo, dopo torniamo qui, ma volevo, se riusciamo, farvi vedere una cosa che forse avete già, non so se si può. Sì. Sì? Si può. Questo è il. Sì. Dovrebbe partire. Allora, guardate, questa è una campagna. No, non parte. Non parte? Dovevi inserire esplora YouTube. Prova. E non so come si chiama. Vediamo, sì, forse funziona. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do and just see the Aspettavo il first thing. buco giusto, scusa. Show me what it looks like to run like a girl. Ma non si vede. Here. Bisogna condividere in altro modo lo schermo. Vedi che continua a condividere le slide. Che non lo sta facendo? È il problema? Beh, intanto che la professoressa Codiglia risolve le questioni tecniche, io approfitto per dire 2 aggettivi positivi per gli uomini e i ragazzi che sono presenti oggi, quindi siete molto rispettosi, molto interessati, quindi noi teniamo per voi. Facciamo un'altra cosa. Puoi spegnere in realtà. No, non è un problema. Allora, tanto voi siete tutti dotati di smartphone, computer, device di vario tipo. Se avete piacere, andate a vedere, la trovate, insomma, dura 3 minuti, quindi è una campagna fatta da un brand statunitense che si chiama Always. Questo? Sì. Forse la conoscete, l'avete già vista, non lo so. C'è l'audio? Non c'è l'audio? Ci sarebbe in teoria. Comunque nel caso lo spieghiamo, se lo vedete, poi magari ve lo andate a rivedere, così facciamo. Allora, questa sostanzialmente è... Now throw like a girl.
10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Ecco, avete visto all'inizio, insomma, è partito un po' tardi, ma poi magari ve lo rivedete con calma, che appunto chiedendo, no, a delle giovani corri come una ragazza oppure lancia come una ragazza, no, scimmiottavano, no, perché come una ragazza significa, no, in maniera debole, no, in maniera ridicola, eccetera, no, mentre quando lo hanno chiesto a delle bambine, invece avete visto l'impegno, no, che ci hanno messo, no? Ci hanno corso, come dire, dando il massimo, il meglio di se stesse, no? Ecco, questo per dire che aspettate che torniamo qua, ecco, questo Sì. vabbè, insomma, non Sta arrivando, ok. Comunque, insomma, adesso volevo, perché proprio in conclusione, leggervi, no, proprio una citazione dal libro di Elena Giannini Belotti, si puoi lasciare lì, sì, no, che dice: chi ha il potere ammantato di prestigio assurge a simbolo, ha il diritto e il dovere di realizzarsi al massimo, da lui ci si aspetta che diventi un individuo, è considerato per quello che sarà. Dalla femmina ci si aspetta che diventi un oggetto ed è considerata per quello che darà. Due destini del tutto diversi. Il primo implica la possibilità di utilizzare tutte le risorse personali, ambientali e altrui per realizzarsi, è il lasciapassare per il futuro, è il benestare per l'egoismo. Il secondo prevede invece la rinuncia alle aspirazioni personali e l'interiorizzazione delle proprie energie perché gli altri possano attingervi. Il mondo si regge proprio sulle complesse energie femminili che sono lì come un grande serbatoio a disposizione di coloro che impiegano le proprie per inseguire ambizioni di potenza. La bambina vivace ed esuberante non rientra negli stereotipi. Il maschio spacca tutto e accettato, la femmina no. La sua aggressività, la sua curiosità, la sua vitalità spaventano e così vengono messe in atto tutte le tecniche possibili per indurla a modificare il suo comportamento. I movimenti del corpo, i gesti, la mimica, il pianto, il riso sono pressoché identici nei due sessi all'età di 1 anno o poco più, mentre cominciano in seguito a diversificarsi. A quest'età sono aggressivi sia maschi che femmine, mentre più tardi l'aggressività del bambino continuerà a essere diretta verso gli altri, la bambina diventerà autoaggressiva per aderire al modello che la società impone e che le vuole incanalate verso la debolezza, la passività, la civetteria.
Allora, quello che è veramente, diciamo, rivoluzionario anche di questo testo, che spero veramente potrete leggere, è appunto l'idea che l'operazione da portare avanti appunto nella pedagogia, ma anche negli altri campi, non è quella di formare le bambine, diciamo, a immagine e somiglianza dei maschi, ma, dice Elena Giannini Belotti, di restituire a ogni individuo che nasce, a ogni persona, la possibilità di svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipendentemente dal sesso cui appartiene. Questa è la grande, diciamo, conclusione di questo testo, che appunto dice che tu nasca, diciamo, nasca maschio, nasca femmina, insomma quello che noi come educatori, educatrici, come madri, come padri dobbiamo fare è quello di darti la possibilità di svilupparti come ti è più congeniale, indipendentemente dal sesso biologico a cui appartieni. Avevo concluso con queste due, diciamo, slide, no, per dire che, come dicevo prima, abbiamo fatto tanti passi in avanti, no? Da un punto di vista, vedete, questa immagine li riassume, no? Abbiamo per la prima volta una Presidente del Consiglio, poi abbiamo, no? Forse le riconoscete, insomma qualcuna la riconoscete, Silvana Sciarra, prima giudice no? A essere eletta dal Parlamento come componente della Corte Costituzionale, che poi ha avuto anche una Presidente donna, Marta Cartabia, Samantha Cristoforetti, no? Ingegnere aerospaziale, che andava prima europea a comandare la stazione aerospaziale, prima tra tutti e non prima donna, prima europea, ecco, lo sottolineiamo. Poi di lei abbiamo parlato solo dei suoi capelli e del fatto che lasciava 2 figli per 6 mesi per andare nello spazio e il padre evidentemente non esisteva. Prima arbitra, poi abbiamo la prima coordinatrice della CRUI, no? del coordinamento dei rettori delle università italiane, di pochi giorni fa. E poi appunto Cassano, prima presidente della Corte di Cassazione. Ecco, però ciò nonostante quegli stereotipi continuano, cioè ci sono ancora e sono ben radicati, come le cronache di questi giorni ci dicono. Per fortuna c'è ancora domani. Grazie. Vabbè, io non posso che commuovermi per questa conclusione, perché faccio outing, sono tra quelli che è andato a vederlo 2 volte, per cui non c'è 2 senza 3, chi lo sa. Grazie Fabiana Martini per questo splendido intervento. Passiamo adesso a un intervento che vi avrà, spero, incuriosito, perché metteremo la testa e il cuore nell'intelligenza artificiale. Abbiamo con noi Gabriella Taddeo per l'intervento AI, navigare in rete in un mare di pregiudizi. Come assessora ho avuto il piacere di conoscere Gabriella Taddeo perché è stata la fondatrice dell'Accademia Digitale Regionale Diffusa, che presso il Polo Culturale di Gradisca di Sonzo, Casa Maccari, ha permesso di copartecipare alla realizzazione del primo centro didattico digitale diffuso. Per chi non lo conoscesse, venite a trovarci a Gradisca di Sonzo, via della Campagnola, cercate la biblioteca e scoprirete le meraviglie che una mente umanistica fa quando ha un approccio anche alle nuove tecnologie, alle scienze informatiche e matematiche. Grazie Gabriella, per quello che sei stata anche per la nostra comunità, quindi. Però ti presento adesso come se non ti conoscessi leggendo il tuo curricula, che devo fare una precisazione, ho dovuto accorciare perché qua veramente non si sapeva come fare. No, non è questo. Allora, laurea in lettere e filosofia, indirizzo psicologico, tesi in intelligenza artificiale. Tirocinante nel team di Basaglia, nel 77 si avvicina al femminismo. Nel settore ICT, dal 1980 al 2020, fonda nel 2016 l'Accademia Digitale Regionale Diffusa, fondatrice della Casa Internazionale delle Donne di Trieste, rappresentante delle associazioni femminili in FVG nella prima Commissione regionale delle pari opportunità dal 91 al 95, consigliera provinciale di parità di Trieste per 2 mandati. Ha collaborato a 3 edizioni della Biennale Internazionale Donna, componente in gruppi di lavoro nazionali ICT, realizza e partecipa a progetti europei volti a valorizzare le competenze scientifiche, tecnologiche, imprenditoriali delle donne e a contrastare la violenza su donne e minori. Attualmente è presidente della PS Vita Attiva Nuova Editrice e componente dei gruppi nazionali Ecofem e Noi Rete Donna.
Per voi Gabriella Taddeo. Grazie. Grazie dell'attenzione che state riservando a questo tavolo, che per noi sono momenti importantissimi, soprattutto per persone anziane come me, che ha letto appunto la prima volta quando appena uscita dalla parte delle bambine, e ha pianto, devo dire, perché effettivamente finalmente mi sono ritrovata meno sola. L'ho comprato 3 volte dalla parte delle bambine, poi l'ho sempre regalato e adesso anche per questo intervento sono andata a rincomprarmelo perché a casa non ce l'ho più. Però assolutamente ragazzi e ragazze, leggetelo, perché diventerete, a parte per voi, ma perché diventerete madri, padri, eccetera, oppure zii, zie e così via, e potrete veramente dare una mano per estirpare questi maledetti stereotipi che imprigionano tutti, maschi e femmine. Perché, come dice un altro libro della Chiara Volpato, che si chiama, un titolo tremendo, Psicosociologia del maschilismo, però dice molte cose, ecco, siamo tutti prigionieri e prigioniere degli stereotipi, perché gli uomini devono essere forti, potenti, fare carriera, eccetera, aggressivi, e magari qualcuno non ha voglia di fare tutte queste cose. Come le donne, appunto, abbiamo visto quali sono le aspettative sulle quali in qualche modo vengono pesantemente indirizzate. Questo succede nel mondo reale, però tutti quanti noi, io compresa che sono una fanatica delle tecnologie, posso andare con qua? Sì. Ecco, noi ormai non viviamo più, in particolare voi giovani che siete sicuramente dei nativi digitali, non viviamo solo nel mondo reale, ma buona parte della nostra vita ormai la viviamo in rete, facciamo tutta una serie di attività in rete, che sia lavoro, che sia ricerca, che sia semplicemente chattare e così via, o fare delle attività in rete. Soprattutto voi, penso, con il tipo di studi anche che fate, sarete molto sui social, dovete anche impratichirvi dal punto di vista professionale. E proprio per questo intervento, di cui ringrazio sia l'assessora Colombi, sia la compagna di università Renata Codiglia, professoressa Renata Codiglia, abbiamo fatto psicologia insieme, perché ci creano queste situazioni di poter mettere a disposizione tutta l'esperienza che bene o male abbiamo fatto, perché veramente tutte e 3 rompiamo continuamente le scatole e continueremo a farlo, per cui ci piace passare il testimone non solo alle donne ma anche ai maschi, perché assolutamente i percorsi di parità bisogna a questo punto veramente farli mano nella mano e farli assieme. Naturalmente ho 2 figli maschi, non poteva essere diversamente, no? Io ho 3 femmine. E lei 3 femmine, per cui quasi ci equilibriamo, no? Ecco. Ringrazio anche la presenza della mia amichetta Fulvia Raimo, perché eravamo come consigliere di parità, veramente battagliere insieme, e vederla qui veramente è una cosa, una complicità, un impegno, una militanza che veramente a me emoziona, perché è da anni ormai che siamo sul fronte. Facciamo tante cose, però ancora, come vediamo ieri, abbiamo avuto 2 femminicidi, per cui c'è tanta ancora strada da fare. Però adesso andiamo in rete e vediamo cosa sta succedendo in quello che normalmente si chiama cyberspazio. Per 40 anni poi ho fatto appunto, ho lavorato nell'ICT, Information and Communication Technology, e molto spesso trascuriamo quello che sta succedendo. Cosa sta succedendo con questa nostra presenza costante nel cyberspazio, io lo chiamo altrove così poeticamente,
E quanto tempo ci mettiamo, quanto ci stiamo, cosa facciamo, ma soprattutto, e spero in questo di darvi così, di accendere delle vostre curiosità, capire com'è organizzato quello che c'è nel backstage, nel back office del cyberspazio. Perché quello che noi siamo, si parla di intelligenza artificiale, intelligenza relativa, quella che c'è ce la mettiamo noi. Artificiale fino a un certo punto, perché quello che portiamo è roba nostra, compresi gli stereotipi di genere, che con un meccanismo tremendo però possono diventare veramente dei boomerang su di noi. Due numeretti. Allora, noi in Italia, queste ricerche vengono fatte anche a livello mondiale ovviamente, ma ho preferito cogliere una situazione locale dell'Italia, si potrebbe fare anche regionale eccetera, ma l'Italia già dice molto. Siamo circa 60 milioni di persone, ok? Di varie età, soprattutto di età avanzata, perché cominciamo a essere uno dei paesi più vecchi del mondo, dove tutto sommato l'età media è molto alta, sugli 82-83 anni. E vediamo che oltre 50 milioni di persone comunque utilizzano internet. Sicuramente nelle fasce giovanili questo numero è al 100% dei giovani, perché quasi tutti i giovani utilizzano internet. 43 milioni sono utenti di social media e abbiamo addirittura una percentuale maggiore di cellulari rispetto al numero di persone che siamo, per cui ogni persona ha 1, qualcosa di cellulare, no? Sia per motivi di lavoro sia perché gli fa comodo avere 2 cellulari. Per contro, e qua è un primo alert che io vi sottopongo, siamo tra gli ultimi posti in Europa per competenze digitali, un po' perché la popolazione è anziana, un po' perché noi utilizziamo i dispositivi meravigliosi che abbiamo a disposizione senza avere sufficienti competenze. Li usiamo in parte, e questo va bene, ma soprattutto non sappiamo bene le nostre azioni che noi compiamo con i dispositivi che impatto hanno nel cosiddetto altrove. E sarà questo che in qualche modo andremo ad analizzare. Vado veloce. Mediamente, per voi giovani sicuramente questa media si alza, stiamo almeno 3 giorni interi per settimana, 61 ore, questo mostrano le statistiche, e su internet o sul cellulare o sulle chat e così via. Qua vedete ci sono anche dei dettagli quanto usiamo WhatsApp, Facebook, Instagram eccetera. Per trovare informazioni, per cui tipicamente Google e altri browser, il tempo che dedichiamo è quasi il 60% del tempo in cui siamo in internet. Poi chattiamo, usiamo i social per il 53%, rimaniamo aggiornati su notizie ed eventi. Queste sono le azioni che facciamo di più. Ed è abbastanza impressionante perché questo spazio è popolato di tutta una serie di pericoli che non è solo l'hackeraggio e così via, ma anche pericoli sulla persona. Guardate cosa succede, non so se qualcuno ha già visto queste slide, questa mia immagine, cosa succede in 60 secondi in internet. Questo sono ricerche fatte, ma che dovrebbero già farvi così nascere qualche domanda. E di cosa facciamo? Quante mail mandiamo in 60 secondi? Questo è a livello mondiale. È abbastanza impressionante. Prendete uno solo di questi dispositivi, di questi software che usiamo, e vedete praticamente quante tracce noi lasciamo. Ed è su questo che poi si svilupperà questo intervento. Quante tracce noi lasciamo e cosa viene fatto da chi organizza il cyberspazio l'altrove di queste tracce che noi lasciamo.
Come vedete noi ci frammentiamo, la prima foto, questa qui secondo me è abbastanza così, dovrebbe colpirvi un po', ci trasmettiamo elettronicamente e ci frammentiamo in miriadi di presenze a seconda del luogo nel cyberspazio che noi occupiamo. Se siamo nelle chat abbiamo un certo comportamento, se andiamo a cercare delle informazioni su internet o fare shopping online siamo altre persone, applichiamo altri metodi di come ci comportiamo, ok? Tutto cose che, come vedete, vengono registrate. Nella slide in cui si mostrava l'utilizzo delle varie app, software, eccetera, tutte queste tracce rimangono per sempre nel cyberspazio. Questo cosa fa sì? Che c'è la possibilità, e dove vanno? Vengono registrate nei big data. Poi sapete, penso già cosa sono i big data. Tra l'altro stanno occupando delle vallate intere nel mondo, per cui sono anche un pericolo dal punto di vista ambientale, utilizzano quantità, migliaia, miliardi di litri di acqua, per cui contribuiscono purtroppo anche al degrado ambientale di certe zone e sono sempre più grosse. Sono sempre più veloci, contengono una varietà sempre maggiore di dati. E queste cose cosa vanno ad alimentare? Vanno ad alimentare gli algoritmi. Voi sapete che cos'è un algoritmo? Forse qualcuno di voi sa programmare? Ha mai usato un linguaggio di programmazione anche banale? Ecco, bene, almeno uno. Gli algoritmi praticamente sono dei software che macinano i dati e ci sono vari tipi di algoritmi. Io, come dopo aver finito psicologia, ho fatto il developer, la sviluppatrice, ma non si diceva, no? Come un po' nella Francesca, in Fortran, prima in Fortran, la mia tesi negli anni 80 era sul pattern recognition ed era in Fortran, difatti a filosofia e indirizzo psicologico mi dicevo ma cosa fa questa? Ecco, per cui sfondavo delle barriere. Allora, esistono gli algoritmi di profilazione per cui tutte le tracce che voi lasciate in rete vengono profilate da un certo tipo di software e questo ve ne accorgete quando? Se voi cercate di comprare, che ne so, un paio di scarpe su internet, vedete che dopo sui social vi arriva la pubblicità delle scarpe. E questi sono i cosiddetti algoritmi di raccomandazione a cui noi ormai siamo abituati non solo, ma addirittura ci fanno piacere, perché dicono ma guarda che intelligente questo qua, no? Vedi, sa che devo comprare un paio di scarpe e mi manda le ultime pubblicità delle scarpe. Per cui questi algoritmi vengono analizzati, cioè analizzano i dati, li aggregano, li selezionano, li strutturano, un lavorone pazzesco che lo fanno alla velocità della luce ormai, perché i computer sono sempre più potenti. Tanto più noi rilasciamo dati, tanto più la profilazione è perfetta, è efficace, ci aiuta. Non solo, se questi algoritmi sono addestrati anche di andare sui social, dopo essere andati a vedere cosa fate su Amazon, vedono i vostri amici che avete sui social, perché ormai la barriera non esiste, e raccomandano ai vostri amici o raccomandano voi quello che hanno comprato i vostri amici. Per cui si stringe in qualche modo una sorta di prigione, no? Di indirizzamento pesante di cui magari noi siamo anche contenti. Dopodiché ci sono gli algoritmi di elaborazione veri e propri, poi ci sono anche le app eccetera eccetera, ma per farvi rendere conto cosa sta dentro al cyberspazio. Con l'intelligenza artificiale si sviluppano degli algoritmi tali che vengono addestrati a fronte di certi dati di cercare dati simili.
a fronte di certi dati di generare risposte. Qualcuno di voi ha mai usato ChatGPT? Ecco, quanti? Bene, le mani alzate? Pochi. Dovete andare a vedere, soprattutto per il tipo di studi che fate, capire. Non solo c'è lo ChatGPT sui testi, ma anche sulle immagini, ma anche sulla musica. Ormai questi algoritmi di intelligenza artificiale attraversano tutte le discipline, tutto lo scibile umano che voi potete immaginare. E vedrete anche le risposte che vi danno, perché vi possono dare anche risposte fallaci, che se voi le correggete e dopo mezz'ora andate a fare la stessa domanda, voi vedete che la vostra correzione è stata recepita. È una cosa abbastanza impressionante, ve lo assicuro. Anche qua sono dati che nelle maggior parti delle discipline vengono, e ve lo vedremo dopo, vengono elaborati per aiutare chi deve prendere decisioni, sia un funzionario istituzionale, sia un giudice che confronta le sentenze, eccetera, e lo vedremo dopo. Per cui sono uno strumento formidabile di aiuto per il lavoro e per appunto prendere determinate decisioni nei vari campi, ma nello stesso tempo condizionano le nostre scelte, per cui noi dobbiamo capire, saper discernere quando i suggerimenti che vengono dati o fino a che punto i suggerimenti che vengono dati possono essere effettivamente poi da noi adottati, o se bisogna forse fare qualche filtro, come vedremo dopo che si può fare. Sono algoritmi questi di elaborazione che possono anche manipolare i nostri dati e i dati altrui, e sono dati che possono essere divulgati e possono essere anche manipolati, e poi lo vedremo. Questo schemino vi dà praticamente una semplificazione altissima di quello che succede dietro le quinte. Vedete, qui abbiamo i big data che vengono elaborati da questa nuova disciplina che io vi invito ad approfondire, che è la data science, cioè una scienza di come gestire i dati, e nel vostro mestiere, da quello che mi ha raccontato la professoressa Codiglia, sicuramente vi può essere utile. E questi sono tutta una serie di ambiti di lavoro, tipo la computer vision, la predittività di certi fenomeni, la visualizzazione di certi configurazione di dati, la business intelligence, eccetera, che vengono utilizzate in tutte le discipline. E tutte queste discipline, statistiche e così via, prendono spunto dai big data, da tutti i dati che noi inseriamo nel cyberspazio. Andiamo avanti, la facciamo un po' più veloce. Cosa è successo? Nel 2017 è scoppiata una bomba. Una ricercatrice del MIT, questa Joy Buolamwini, stava studiando una cosa completamente, cioè diciamo in ambito scientifico, cioè il tracoma in Africa. Per studiare praticamente i sintomi del tracoma ha utilizzato una serie di software che sono stati costruiti per il riconoscimento facciale, perché certi elementi del riconoscimento facciale potevano essere predittivi di una malattia, ok? Per cui non so, il colore della pelle, il tipo della pelle e così via, e anche ovviamente gli occhi, l'iride e tutte queste cose qua. Lei cosa si è accorta? Che nel momento in cui sottoponeva al riconoscimento facciale, che poi sono anche algoritmi che vengono utilizzati dalla polizia, dalle forze dell'ordine e così via, per tutto altri scopi, nel riconoscimento facciale
gli algoritmi erano perfetti e infallibili fin tanto che venivano sottoposte delle facce di uomini giovani bianchi. Ok? Nel momento in cui si sottoponeva a questi algoritmi di riconoscimento facciali donne, gli algoritmi fallivano in percentuale maggiore. Se poi si mettevano delle foto di uomini o donne nere, sempre di più questi algoritmi erano fallaci. Perché? Facile? Sì, dobbiamo stringere. Facile perché nel momento in cui questi algoritmi vengono addestrati, praticamente erano stati addestrati solo sui colleghi maschi programmatori che erano al MIT e che la maggior parte erano bianchi, per cui il software era addestrato in un certo modo, possiamo dire stereotipato. Lì questa cosa ha creato un casino a livello di tutti, scusate il termine, veramente una bomba atomica in tutte le discipline. E andiamo avanti. E sì, qua per esempio c'è stata una rivoluzione nelle big tech che vengono utilizzati per le selezioni del personale, perché anche queste introducono degli algoritmi soprattutto per i colloqui di selezione fatti online eccetera, o per l'accoglienza di certi dati, l'attenzione su certi dati e non altri. Fatto sta che LinkedIn, Facebook, Amazon, Career Builder, ZipRecruiter eccetera, che sono i maggiori software per la selezione del personale, hanno dovuto cambiare totalmente i loro algoritmi, per cui è stato un innesco pazzesco. Andiamo velocemente a vedere perché si parla quindi del maschilismo dei dati e perché si può dire con, ahimè, certezza che c'è una narrazione maschile a sistema nel cyberspazio. Guardiamo i Google Maps. Nei Google Maps si trovano soprattutto punti di interesse maschili. Palestre, bar, ristoranti, eccetera. Se tu cerchi un giardino, un qualcosa dove portare bambini, hai difficoltà a trovarlo. I software di navigazione, Michelin piuttosto che altri, ti danno quelle che sono le strade più veloci. Sicuramente una cosa utile per le donne potrebbero essere le strade più sicure da percorrere in una città, magari Londra, New York e così via. È stato fatto uno studio pazzesco sui trasporti. La micromobilità delle donne appena adesso viene utilizzata nei software per pianificare i trasporti pubblici, perché prima veniva fatta quasi esclusivamente sui tragitti dei maschi che vanno al lavoro, tornano a casa e così via, al massimo vanno in palestra, laddove esistono tutta una serie di dati che vanno raccolti per capire quali sono le esigenze di quelle che Fabiana Martini ci ha spiegato ben prima sono ancora a carico delle donne, portare i bambini, andare a vedere la nonna che sta male e così via, fare la spesa eccetera eccetera. Per cui c'è una rivoluzione in corso anche da questo punto di vista. Di gender data gap, noi siamo abituati a sentire il gender pay gap, il divario salariale, ma di gender data gap si può morire. Ad esempio, i dati raccolti dalle grandi case automobilistiche hanno fatto sì che siano riferiti solo ai maschi. Perché? Perché i manichini dei crash test sono maschili. Casomai alcune case mettono di fianco il manichino di una femmina, ma raramente, quasi nessuna casa automobilistica ancora usa un manichino con le caratteristiche di un corpo femminile, tanto che le donne hanno un rischio di restare ferite negli incidenti del 47% più. Questa è la gestione del dato e che viene data in pasto appunto agli algoritmi. Sicurezza sul posto di lavoro, quelli che sono i dispositivi di protezione individuale vengono ancora modellati sul corpo maschile, appena adesso si comincia.
Medicina e farmacologia di genere. Abbiamo per fortuna due grandi donne, che sono la Fabiola Giannotti e l'Ilaria Capua, che conoscerete, una è la capo del CERN di Ginevra e l'altra è una grande biologa, l'abbiamo vista per televisione spesso nel periodo del Covid. Hanno attuato una circolare per la raccolta dei dati sanitari per quanto riguarda i vaccini. Avete tutti sentito che durante il Covid ci sono state delle gravi difficoltà di salute per quanto riguarda le donne, le trombosi eccetera. Perché? Perché i vaccini, come tanti altri farmaci, venivano testati solo sui maschi, per cui i dati erano maschili e funzionavano bene i vaccini che poi ne uscivano sui corpi maschili e così via. L'arredamento, si parlava prima di Montessori, è stata citata la Montessori, vi faccio vedere questo qui è un pulsante dell'ospedale di Catinara per chiamare gli infermieri. Le infermiere, invece adesso, ringraziando il cielo, ci sono anche gli infermieri, pochi ma ci sono. E questo nel moderno ospedale di Catinara. L'infermiere è per forza donna. Questo l'ho fatto sul letto di mia mamma qualche anno fa, ok? C'è il pulsante con la figurina. Questi sono stereotipi. Nel design. La discriminazione è un altro che stereotipo. È una discriminazione terribile. Difatti un mio collega che era lì, che si era fatto male sul ginocchio perché sciando, ha detto: mi aspettavo una bella infermiera, mi arriva un infermier barbuto, non ci sto, le mie aspettative erano altre, capito? Ecco, abbiamo parlato della Cristoforetti prima. Vi ricordate le due donne nello spazio che sono andate per la prima volta fuori dalla stazione spaziale? Dicevano: due donne sole nello spazio. Hanno ritardato di 2 anni quel progetto, in cui 2 donne astronaute andavano a riparare la stazione spaziale. Sapete perché? Perché non esisteva la tuta alla NASA conformata sulle donne che dovevano uscire dalla stazione spaziale. Ridicolo nel ridicolo, ma è tragico. Sapete chi fa le stazioni, le tute? La Plytex, quella che fa i reggiseni. Ecco, però non avevano previsto di fare le tute per le donne. Ok? Forze dell'ordine, i giubbotti antiproiettile, le divise eccetera, appena adesso si cominciano a conformare su corpi femminili, perché finalmente termoscanner, non so, ma anche tu, io dovevo sempre piegare i termoscanner perché erano fatti per uno di 1,70 m, 75, il cosiddetto uomo vitruviano. Cioè questo ha un impatto, questi stereotipi di genere inseriti e utilizzati dagli algoritmi decisionali, provoca una situazione di questo tipo. Andiamo a spettacolo, eccetera, eccetera. La finanza. Abbiamo visto che per concedere mutui, prestiti e così via, molti software erano inquinati di stereotipi di genere contro le donne. Sono cose su cui pian pianino si va a incidere. Concludo dicendo che è fondamentale, soprattutto per persone come voi che hanno a che fare con le parole, e le abbiamo dette prima, con le immagini, con le aspettative e con la comunicazione in generale, tenga conto del periodo, del tempo e della quantità di lavoro che noi facciamo, della nostra presenza sull'altrove, come ho detto prima, sul cyberspazio, e siano molto allertati su quelli che sono i nuovi reati e pericoli a cui noi possiamo andare incontro, che sono quelli che sapete già: furto di identità, accessi, truffe e così via, ma che sono anche dei fenomeni violenti che si agiscono nel cyberspazio. Avete sentito sicuramente che è un classico ormai stuprare una ragazza e poi girare il video, ok? Che ci sono durante il video, sì, durante eccetera, divulgarlo. La disinformazione, la Brexit. Se voi andate a vedere un film che è su Netflix che si chiama Social Dilemma,
È bellissimo, andate a vederlo, vedete la potenza che si può avere con i social per far sì che una nazione come l'Inghilterra abbia deciso, contro il parere dei più, tutto sommato, di uscire dall'Europa. È stata una manipolazione pazzesca, quella è la più grande lezione che potete avere di come funziona la disinformazione. Senza contare tutta una serie di fenomeni purtroppo che ci sono, come il sexting, il candy girls, eccetera. Andate a vedere cosa sono questi fenomeni, perché questi voi con la vostra professione dovrete conoscerli a menadito. Si stanno preparando sicuramente delle controindicazioni, delle contromisure, chiamiamole così, e a livello europeo si sta lavorando sull'AI Act, Artificial Intelligence Act, dove vengono praticamente trattati questi problemi. Addirittura certi, come è successo per il nucleare anni fa, i fisici, che certi esperti di intelligenza artificiale chiedono uno stop sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale, perché stiamo assolutamente perdendo il controllo. E questo è un dato di fatto, perché non sappiamo certi algoritmi cosa fanno, e perdere il controllo umano su questo sicuramente non è una buona notizia per nessuno, per cui dobbiamo, piccole regole da darci, maneggiare con cura i nuovi oracoli, le risposte che ci danno gli algoritmi decisionali, cosiddetti make decision, articolando principi etici, inclusivi, sviluppare strumenti e anche senso critico nell'utilizzo. Cambiare i numeri. Dopo il boom del riconoscimento facciale, le grandi big tech hanno fatto uno sforzo pazzesco per avere più donne nei team di lavoro, perché l'88% adesso sono ancora maschi quelli che sviluppano il software, però abbiamo visto che anche le donne non sono esenti di stereotipi, per cui allenare le menti a ritrovare un equilibrio e a epurare praticamente di stereotipi. Poche sono le donne ingegnere, poche sono le donne in ICT. Qualunque mestiere fate, utilizzerete tecnologie, ICT e algoritmi. Approfondite assolutamente queste discipline, perché è un vostro strumento anche per trovare più facilmente lavoro, avendo certe competenze, ma soprattutto per lavorare con senso critico. E queste sono, cioè, per concludere, quello che possiamo dire è che neanche l'altrove, anzi soprattutto l'altrove, non è un paese per donne in questo momento. E quelli sono le 10 raccomandazioni che le varie comunità scientifiche in qualche modo hanno accordato di dover approfondire. Grazie. Grazie mille per questa panoramica. Per non lasciare così in sospeso uno stereotipo rimarcato come controstereotipo, vorrei ricordare che non tutte le donne sono basse, come me e Gabriella, e ne abbiamo una dimostrazione qui al mio fianco, come vedete. Dovremo alzare il microfono tra un po'. Bene, arriviamo all'intervento conclusivo, che è curato proprio dalla professoressa Renata Codiglia, che non dovrebbe aver bisogno di presentazioni qua con voi, ma la presento perché ci sono anche persone esterne ai corsi universitari in ascolto. Professoressa di psicologia sociale all'Università di Udine, docente di psicologia delle relazioni e di relazioni di qualità ed etica delle organizzazioni, responsabile del laboratorio ROC, relazione, organizzazione e comunicazione, già coordinatrice dei corsi DLT in relazioni pubbliche e magistrali, comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, già delegata per le pari opportunità, già presidente del Publio di Udine e componente del comitato di presidenza delle conferenze nazionali degli organismi di parità, coordinatrice del corso sullo sviluppo sostenibile e referente per il gruppo di lavoro RUS Educazione, rete dell'Università per lo sviluppo sostenibile di Uniud. Grazie Renata, e sentiti a casa, no? Come si dice? Grazie. Ecco, grazie Francesco. No, oggi pensavo che sono felice perché
forse è la prima volta che non devo moderare una tavola rotonda in quest'aula. Mi dicevo, ma che bello che è, grazie Francesca, veramente. Vado rapidamente al tema che mi è stato assegnato, che è poi, come dire, mio pane quotidiano, stereotipi sociali e conseguenze nelle relazioni di genere. Le ultime parole famose. Sarò breve perché ringrazio soprattutto Fabiana ma anche Gabriella, che mi hanno precedute, hanno detto in buona misura alcuni dei concetti che io pensavo così di riproporvi, di rispolverare, perché sono temi ben noti a studentesse e studenti dei nostri corsi di laurea. E poi quello che vi porterò è, appunto, in base all'anticipazione di Fabiana, un po' di comunicazione e pubblicità, e le vediamo alcune, così ci divertiamo un pochettino e poi chiudiamo rapidamente, appunto, questo workshop di oggi. Quindi salto tema degli stereotipi, rappresentazioni condivise, generalizzazioni in estrema sintesi. Lippmann li chiamava le piccole immagini nella nostra testa, qui io li chiamo bonsai, immagini bonsai liofilizzate, e in particolare, appunto, l'utilizzo smodato che facciamo quotidianamente di stereotipi di genere, maschi e femmine indistintamente, in ogni modo. Ma che cosa, per quanto siano utili, quali sono le implicazioni? Questa immagine la uso sempre, da anni, e riassume in estrema sintesi l'effetto che fa lo stereotipo di genere, che è su maschi e femmine, ma appunto produce, come dire, una cristallizzazione, la staticità, la rigidità dell'immagine, tale per cui poi, volenti o nolenti, in maniera consapevole, spesso automatica e inconsapevole, ci adattiamo a quello stereotipo. E quindi l'effetto che fa è che restiamo, come dire, ancorati a quello che dovremmo essere, a quello che gli altri si aspettano da noi e non a quello che potremmo essere, quindi come crescita e sviluppo di ciascuno. Quindi le caratteristiche in estrema sintesi dell'utilizzo degli stereotipi, che appunto hanno una validità ergonomica cognitiva potentissima, cioè sono uno strumento euristico insostituibile per il nostro giudizio e ragionamento sociale, che enfatizzano le somiglianze intragruppo, gli altri sono tutti uguali, e aumentano, accrescono le differenze tra i gruppi, gli altri sono diversi da noi. E questo per l'appunto è un po' la base di quello che poi può diventare discriminazione agita. Sicuramente hanno una condivisione sociale, quindi un'utilità di comunicazione sociale, perché con un aggettivo poco più riusciamo a trasmettere un'immagine articolata, però appunto sono delle generalizzazioni estremamente semplificate. A proposito di rigidità, eccolo qua, di generalizzazione e rigidità. La rigidità della prospettiva da cui osserviamo l'altro. Come dice questa vignetta, chiamiamola ragazza europea, che guarda una ragazza araba, ovviamente prototipica nella rappresentazione, e quella europea dice tutta coperta eccetto gli occhi. Che cultura patriarcale terribile, crudele, giudicando l'altra. La ragazza araba dice tutta scoperta, tutta nuda, eccetto gli occhi coperti. Che cultura patriarcale terribile e crudele. Quindi, come dire, a seconda della prospettiva, evidentemente questi giudizi stereotipici portano a una medesima discriminazione, e questo è vero. Andiamo alla socializzazione al ruolo di genere, che è appunto il tema, uno dei temi, il tema portante
del libro di Giannini Bellotti che Fabiana vi ha presentato prima. Ce l'hai tu, ma ce l'ho anch'io. La socializzazione precoce che inizia prima della nascita e appunto il libro descrive in maniera esemplare, magistrale, tutti quei piccoli gesti di relazione nei confronti del neonato anche prima che nasca, della madre soprattutto, del caregiver come si dice, che sono condizionati appunto dalla conoscenza e la socializzazione al ruolo, ovvero la mamma, volente o nolente, insegna precocemente al bambino, maschio o femmina che sia, ad adeguarsi alle aspettative del ruolo di genere per come lo conosce in senso tradizionale o in senso stereotipico. E quindi il rosa e l'azzurro appunto predominano e governano ogni atto relazionale della mamma. Ma come dice questa vignetta, ma il cervello di che colore è? Questa è la vera domanda a proposito di rosa e azzurro. A che cosa porta questa socializzazione precoce? Appunto diceva Fabiana, già a 3 anni maschi e femmine hanno piena consapevolezza, totale apprendimento di che cosa ci si aspetta da loro correttamente in base al sesso biologico, ok? Quindi socializzazione e mantenimento che poi vedremo essere rafforzato da altri meccanismi sociali nell'arco più o meno di tutta la nostra vita. Qual è l'effetto che fa? Beh, a livello culturale e sociale è rassicurante, ci garantisce previsione, ci garantisce controllo su quel che gli altri dovrebbero fare, ci si aspetta che facciano e quindi diciamo che è una forma di ansiolitico, non costa poco, fa danni tanti, però appunto lo possiamo usare e abusare abbondantemente. Vado alla comunicazione perché appunto questo è quello che dobbiamo fare nelle nostre aule, cercare di acquisire strumenti per intervenire, per migliorare le rappresentazioni sociali, il nostro strumento principale, comunicazione ma anche pubblicità. E vediamo se parte il video a proposito di donne e tecnologia e vi faccio vedere questo spot che è tutto vero, non è che l'ho costruito io ad hoc, di alcuni anni fa è stato ritirato velocissimamente perché si sono beccati tutti gli insulti da destra, da manca e da centro, però diceva così. Non parte. Ho provato 3 volte, adesso lo faccio partire da qua però. Oggi la tecnologia sì, è proprio mi odia. Oggi il sistema tecnologico al maschile ci gioca contro. Vado a cercarlo. Niente, si è inchiodato. Ve lo faccio vedere dopo. Ha deciso che non parte. No, ha deciso che non parte. Ve lo faccio vedere dopo. È uno spot della Agis che appunto è stato pensato, realizzato, vedo che Fulvio l'ha già trovato, pensato e realizzato per vendere pannolini per neonati, ok? Inventandosi il pannolino di genere, che non è semplicemente rosa, no, è fatto per le bambine in un modo, è fatto per i maschietti in un altro. E quindi come si fa a promuovere il pannolino di genere che io non saprei, ma ci serviva veramente, mai più senza, come diceva Cuore una volta. Ci serviva veramente, le mamme hanno veramente necessità del pannolino di genere e quindi come si fa a promuoverlo? Si fa alla sagra, alla fiera degli stereotipi di genere per l'appunto. Però vado
appunto la pubblicità e l'utilizzo smodato di stereotipi da sempre. Questa è una pubblicità di genere degli anni 50 a proposito dello stereotipo classico della donna massaia casalinga, ed è un doppio insulto, perché rilega la donna appunto in cucina a fare la casalinga, il marito, che ovviamente fa il manager, arriva a casa e dice: non ti preoccupare cara, la birra non hai potuto bruciarla. Quindi una doppia, un'ironia pesante sul fatto che quello dovrebbero fare, neanche quello riescono a fare bene. Voi direte, anni 50, anche questa è una pubblicità appunto che ha fatto storia, e che per l'appunto noi consideriamo molto datata, decenni fa, in questi decenni, almeno 50 anni, ma sicuramente di più, siamo riusciti a fare passi avanti rispetto alla rappresentazione della donna. Eccolo qua la risposta, la seduttrice 2.0, appunto, stereotipo nella pubblicità oggi. Questi sono appunto pubblicità vere più o meno di questi anni, e quindi non è cambiato nulla, se non che è cambiato l'età della protagonista. Già Fabiana l'ha detto, come la pubblicità come rappresenta il carattere, la personalità di lui e lei. Vedete che lui è dinamico, sta steso per terra, gioca con le sue macchinine, è rappresentato come leader potenziale, leader degli Orsacchiotti, però è il direttore che dirige evidentemente un'orchestra, è aggressivo, sì, è libero di esprimersi, è spontaneo, assolutamente sì. È spontaneo, quello lì, insomma. Libero di sporcarsi come gli pare, certamente. Lei come viene raccontata? Composta, attività domestiche al chiuso che si addicono alle ragazze, sempre vestita di rosa, addirittura fare la maglia da piccola, che insomma io spero proprio di no. E questa è appunto la rappresentazione prototipica da bambolina. Ora, se una bambina di apparente età di 7-8 anni debba essere combinata come una sposa al giorno del matrimonio, solo la pubblicità e i pubblicitari ci possono spiegare il perché. Ma al di là appunto della pubblicità, se andiamo ad altre forme di comunicazione, soprattutto per l'infanzia, qua torno al libro di Giannini Bellotti e le fiabe. Questo è tema molto aperto, dibattuto nei nostri sistemi educativi, l'utilizzo appunto delle fiabe, dei racconti, le favole per bambini. Giannini Bellotti è veramente dura, giustamente dura, contro questa letteratura, perché non trova un esempio che non sia appunto un esempio di donna passiva, inetta, incapace, subordinata all'uomo, la principessina prototipo di virtù domestiche, però estremamente delicata, che deve essere protetta. Voi direte, le favole sono superate. 30 anni dopo, ancora dalla parte delle bambine di Loredana Lipperini, questo sì lo trovate in biblioteca al piano di sopra, che racconta gli stereotipi anche e soprattutto nella comunicazione moderna, però nella sostanza, per quanto le forme magari apparenti si sono evolute, infatti Lipperini dice, quando è uscito, ormai quasi 20 anni fa, dice: l'aspirazione massima delle giovani donne oggi è fare la velina. Io dico, oggi a distanza di 10 anni le veline non ce l'abbiamo più, giusto? C'è qualcuno in aula che vuole fare la velina da grande, mentre 10 anni fa buona parte delle studentesse che si iscrivevano da noi volevano fare la velina. I maschietti volevano fare i pubblicitari. Oggi i maschietti vogliono ancora fare i pubblicitari in buona misura.
Le femmine che cosa vogliono fare? Possibilmente l'influencer di successo, giusto? Sì? No? Forse. Ma è una questione di forma marginale, perché comunque sia ancora tutta questa comunicazione si basa appunto su una rappresentazione della donna sempre comunque uguale stereotipica. Non è un caso un'immagine recente della scorsa estate della nuova Barbie. Voi direte, ma anche Ken era vestito di rosa. Sì, anche Barbie però continua ad essere vestita di rosa, sempre uguale. Allora, perché ce l'abbiamo tanto con gli stereotipi che pure sono ineliminabili? Perché evidentemente rappresentano la dimensione cognitiva, la base cognitiva del pregiudizio, della discriminazione. Quindi sono il pensiero sottostante a quelli che sono gli atti di discriminazione nei confronti degli altri. Se guardiamo lo stereotipo di genere, a quale pregiudizio prelude? Il pregiudizio di genere per eccellenza lo definiamo sessismo moderno, quindi quello che è già stato definito un po' come sessismo ostile, sessismo benevolo, che è una distinzione che ci aiuta moltissimo appunto ad incrementare la nostra consapevolezza sull'utilizzo di questi stereotipi. Sessismo ostile possibilmente lo riconosciamo in maniera più facile, ce ne liberiamo più facilmente, è tradotto come discriminazione calda, esplicita, il pensare che le donne sono prevaricatrici e che appunto utilizzano la loro femminilità per sottomettere il maschio. Il sessismo benevolo invece è molto più subdolo e sotto traccia, è giustificato perché di fatto, come dicevamo prima, riconduce la donna al suo ruolo e quindi è consolatorio, e quindi appunto ci aiuta, ci rassicura. È dimostrato che anche le donne più giovani, le ragazze più giovani, molto più delle altre fasce di età, dichiarano un livello di sessismo benevolo più alto di quello del maschio. Controllato ancora in questi giorni le ultime ricerche e non c'è verso, le ragazze sono più sessiste in termini di sessismo benevolo. Ma perché? Perché adattarsi al ruolo richiesto, soprattutto richiesto dal maschio dominante, ha un vantaggio straordinario, che è quello della protezione, del mantenimento, la cura che il maschio ti dà in cambio appunto per il rispetto del tuo ruolo convenzionale. Quando però poi una ragazza a un certo punto dice che questo ruolo convenzionale non mi appaga più, non mi appaga completamente, ho bisogno di andare oltre, di laurearmi e andare a cercare la mia strada nella vita. E qua la domanda è: che cosa succede se si rompe appunto lo schema atteso e rassicurante? Quindi le donne accettano la differenza di poteri per conformarsi alla cultura dominante, ma anche appunto per, in funzione di questa contropartita che possono ottenere. Sessismo benevolo nella pubblicità, anche qua abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta, ho scelto appunto alcune immagini. Questa è stata una pubblicità che ha scatenato molte polemiche perché è totalmente inutile. Per promuovere il regalo a Natale, il bracciale, ecco, si sono comprati tutta una uno spazio enorme in metropolitana Milano e hanno sparato per l'appunto la frase più sessista possibile: vuoi regalare un ferro da stiro, un pigiama o un grembiule a tua moglie? No, regalare un bracciale, ovviamente. È ritirato in tempo zero, insomma, gli è costato un botto e se ne sono goduto pochissimo, ok?
Però quello che dobbiamo dire è che sessismo, soprattutto stile più che benevolo, prelude, comunque ci avvicina appunto perché giustifica una forma di violenza per rimettere la donna al suo posto, va bene? Per rimettere la donna appunto nel ruolo che deve agire, cioè quella di rispettare l'onore del maschio. E quindi pensiamo a quello che è stato, l'abbiamo detto ieri, lo diceva la collega Natalina Folla, ricordatevi ragazzi che il delitto d'onore, cioè il diritto dell'uomo a uccidere una donna per l'onore leso, l'onore di maschio, è stato abrogato in Italia nell'81 ed era per l'appunto, ma perché è resistito tanto? Perché il sessismo è più tenace ancora di qualunque appunto visione illuminata sul tema. Chiudo con l'ultimo concetto, quello dell'oggettivazione del corpo, ovvero trasformare un individuo, maschio o femmina che sia, più spesso femmina, in un oggetto sessuale, oggetto detto intenzionalmente, quindi uno strumento di piacere altrui. L'oggettivazione soprattutto delle donne viene trasmessa proprio per quel modello culturale, ai maschi viene insegnato di essere forti, dominanti ancora, e di appunto dominare sulle donne, sulle ragazze, ma questo che cosa implica? Una disconnessione emotiva rispetto alle ragazze, alle donne. Disconnessione emotiva vuol dire vederle come carne, come oggetti, non come persone, e quindi per l'appunto è più facile concepire il dominio su quell'oggetto. Questo sarebbe veramente stimolante poter guardare nel dettaglio la proposta di Martha Nussbaum su che cosa vuol dire oggettivare una persona, quali sono le dimensioni dell'oggettivazione, considerare lo strumento, negare autonomia perché un oggetto dovrebbe avere un'autonomia decisionale, l'inerzia deve star ferma e aspettare che sia io ad avviare il suo movimento. Fungibilità può essere interscambiabile come con qualunque altro oggetto. Violabilità, se un oggetto può essere appunto fatto a pezzi, violata l'integrità. Un oggetto è sempre di proprietà e quindi può essere venduto, prestato, perché no? E infine la negazione della soggettività, l'oggetto non ha identità. Oltre all'effetto di oggettivazione, quindi deumanizzazione, pensiamo anche, qua la letteratura lo documenta meglio, ma secondo me questa è una frontiera da esplorare, l'auto-oggettivazione, il desiderio della donna di trasformarsi di per sé in oggetto. E l'oggettivazione compiaciuta, ne abbiamo parlato con Francesca appunto tra agosto, settembre e anche ottobre, quando ho trovato questa notizia di un mese fa che dice a questo party, che poi erano uomini e donne indistintamente, le ragazze vengono vestite da tavolino per appoggiare i bicchieri, quindi ci sono ragazze tavolino, ragazze oggetto. La cosa evidentemente ha scatenato una certa polemica, l'accusa di sessismo, oggettivazione, vedete voi, ce n'è per tutti i gusti. Le persone in questione hanno risposto: mi hanno pagato, e quindi tutto bene. E ancora un'altra domanda, esatto, a proposito di oggettivazione, l'immagine, quella l'avete già, ne abbiamo parlato in aula, però la mia domanda è: ma il body sushi si chiama? Body sushi, sì, a Gorizia non è arrivato, però insomma non è una notizia, non lo sappiamo. Il body sushi sarà la nuova realtà, il nuovo business milanese dei ristoranti prossimamente. Chiudo con alcuni spot sessisti che vi faccio vedere in rapida sequenza.
ce n'è in quantità e a volontà di sessismo nella pubblicità, il pubblicitario interpellato, nel caso sono pubblicitario di grido, dice sì, questa roba è sbagliata, queste rappresentazioni sono sbagliate, ma non tocca a noi educare. No, caro, io spererei che oggi volesse rettificare la sua risposta, o meglio, sabato l'avessero interpellato, avrei voluto vedere che cosa avrebbe risposto nel momento in cui c'è un risveglio della coscienza, della consapevolezza a livello collettivo. Nessuno può chiavarsi fuori, né il pubblicitario né il comunicatore, in nessuna forma. Anche la pubblicità deve trovare un linguaggio nuovo. Stellina, gli direi, mettici un po' di creatività, un po' di lavoro e cerca di fare appunto un prodotto di qualità migliore. Quali sono i prodotti? Se sia un'oggettivazione totalmente inutile, vabbè, per vendere il latte cacao, come diceva Fabiana, per vendere lo yogurt. Ora, questo per la cronaca era il mio yogurt preferito, tanti anni fa, e loro lo sanno, io sono una consumatrice industriale di yogurt, rinunciare al mio yogurt preferito è stato un grande sacrificio che ancora sconto tutti i giorni, ma sono ben felice perché il giorno che ho visto questa pubblicità ho smesso di comprarlo e invito tutte e tutti a fare altrettanto. La pubblicità di quel prodotto, l'immagine, la comunicazione di quel prodotto non vuole capire che cosa vi aspettate da quel prodotto, fateglielo capire nell'unico modo che riescono a intendere, boicottando l'acquisto. Fine. Comprare un profumo, vendere un profumo necessita veramente di un'immagine di questo tipo? Boh. E questo è promuovere un convegno. Vi immaginate se il prossimo convegno vi mette un'immagine così in locandina? C'è Vittorio Sgarbi però. Certo, e quindi dici che va bene, insomma, fa pandan, vabbè. Ok, promuovere un convegno scientifico, non vi dico altro, ma anche vendere montature di occhiali, ma questo è solo uno, è quella... Credo sia San Giorgio di Nogaro questa originariamente, però come dire, c'è stato un effetto contagio molto rapido, tutti quanti a te la do gratis in ogni forma, esattamente. Ok, te la do gratis la montatura, va bene. Questa è vecchia, però insomma è molto esplicita, e poi c'è tutta la storica serie, un giorno ve le faccio vedere tutto, di pubblicità appunto fortemente violente, maschiliste. Queste sono un po' datate, ma questa è una campagna del 2007, se non ricordo male, doppiamente violenta contro le donne, perché è evidente la violenza sulle due ragazze, ma anche sessista, perché il poliziotto aggressivo è tendenzialmente nero e ispanico. E cosa promuove? Vestiti, sì, strazze, come si direbbe a Trieste. Va bene. Ok, questa questa è mito famosissima. Quante volte l'avete vista? Tante? C'è qualcuno che non l'ha mai vista? Alzi la mano. Qualcuno ancora non l'ha mai vista. Anche questa 2007 ha fatto storia, e detta appunto la foto dello stupro. Nessuno si ricorda che cosa vuole essere lo stupro di gruppo, cioè rappresenta uno stupro di gruppo su una ragazza in maniera esplicita e chiara. Nessuno si ricorda più che tipi di strazze si doveva vendere in questo caso. Tutti ricordano però l'immagine di violenza. Era un profumo? Era un profumo, ok. Io speravo fosse almeno il sandalo tacco 12, come mi dicono alcune ragazze, che insomma bello sto sandalo, che bella foto. Anche questo succede, che le ragazzine appunto sono ammirate dalla bellezza dei corpi, del sandalo, del tacco e via dicendo, quindi non percepiscono neanche la brutalità e il sessismo appunto di questa comunicazione. Chiudo con quella che secondo me vince veramente la vetta della classifica. Chi non ha mai visto questa immagine finora?
ecco la maggior parte, ecco. Questa è stata soltanto un'immagine cartacea, un tabellone in strada sostanzialmente. Al sud è durato anche questo molto poco, ritirato per intervento diretto di un'allora ministra, non facciamo nomi, perché lo sapete che cosa vende questa pubblicità? No, vede lo stroffinaccio in microfibra, no, non scherzo, vende lo stroffinaccio, è il colore della mia giacca, in microfibra, che è così potente, di qualità, che elimina tutte le tracce, anche le tracce del femminicidio. Io credo che qua appunto la violenza espressa, la violenza di genere, l'incitamento alla violenza abbia raggiunto veramente un limite estremo. Ma chiudo qua questa rassegna e, rispettando il titolo che mi ha dato Francesca, arriviamo verso, come dire, una società più inclusiva. Vi mostro quella che è secondo me l'immagine prototipica, l'immagine che mi rassicura, che mi riscalda il cuore veramente, e che io utilizzo per spiegare il concetto di gender equality. Questa è la foto vera appunto di Samantha Cristoforetti il giorno in cui è partita per l'ultima missione, quella in cui è diventata comandante della stazione spaziale, prima donna, prima europea, eccetera, ed è il momento appunto in cui saluta i bimbi piccoli di 4-2 anni, quindi o neanche molto piccoli, lasciandoli agli uomini di casa, grazie a Dio, perché no? Eppure gli uomini, insomma, perché no? Vanno oltre al loro ruolo stereotipico di genere. E qua mi taccio veramente, vi ringrazio.